Allora, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Scusate anche per queste ultime giornate, magari non ci siamo visti, ma oggi siamo carichi duri, abbiamo una giornata pazzesca, anche perché cominciamo tra poco registrando una cosa che vedrete questa sera a Ring di una persona che ancora fino ad adesso non ha mai parlato. Intanto, buongiorno a Romana, siete già tanti, Emanuele, ciao a tutti, condividete, mi raccomando, anche sul canale Telegram. Aldo, ciao, ben ritrovato, sì lo so, non ci siamo visti in questi giorni, colpa mia. Con Draghi parte già il cambiamento, i DPCM cominciano il lunedì. Alan, ciao, ciao a tutti, Sabri ancora, Rossella, tra l'altro devo anche aggiungere una cosa, che in effetti ci siamo dimenticati, non ci siamo visti in questi giorni, la colpa mia, ciao Antonella, e ci sono tante cose interessanti come quella della Lega, è pazzesco, la Lega che di fatto viene umiliata, come sempre si dice in questi casi, la Lega Lombarda, e faremo contento qualcuno che dice che non discutiamo mai di questi casi, ma lo facciamo sempre come, anzi facendo arrabbiare un po' tutti i partiti, ma noi ce ne freghiamo, e di fatto non ha sottosegretari, ma adesso ci arriviamo. Ciao Simone, ciao Antonella, ciao Paola, cosa pensi della sostituzione di Arcuri con Franco Gabrielli? Sacrosanta Paola, e tra poco ne parliamo. Ciao Giovanni. Mi sono dimenticato qualcuno, va bene, intanto buongiorno a tutti, andiamo velocissimi perché appunto tra poco sono qui ancora in redazione a Tele4, dobbiamo registrare un'intervista che vedrete questa sera a Ring alle 21:15 su Antena 3, perché stasera ci rivediamo in diretta. Sto pensando quale sondaggio fare per questa sera, sto pensando con Nicola Zanetti come sempre. Datemi un suggerimento, anche perché ho visto che quando abbiamo fatto il quesito su a che ora fare l'Avarino, visto molti hanno preferito l'orario delle 11, vediamo 10:30, 11, mezzogiorno, scegliamo un orario insieme, insomma, perché sia meglio per tutti. Sentivamo la mancanza, che elegante, grande Andorella. Sì, devo registrare adesso un'intervista. Dunque, il Gazzettino apre con Mari e Monti, assalto all'Eressa, e ovviamente quello che è successo in questo weekend. Ma cosa ci aspettavamo? Ed è sempre il solito ragionamento: perché dovrebbe essere più giusto per me o per il mio vicino uscire di casa, dato che si può, e deve essere meno giusto per me o appunto o il mio vicino? Cioè, se una cosa è consentita, ovviamente non vediamo l'ora di uscire da questo schifo di periodo terribile che stiamo vivendo per goderci anche una giornata di sole, considerato che da oggi in poi mi pare che torni un po' il freddo per qualche tempo. Ma ovviamente c'è da Jesolo a Verona affollatissima, la montagna, erano tutti in giro secondo i giornali, e quindi grande preoccupazione per il rialzo dei contagi, che ieri oggettivamente, dopo un paio di giorni di forte rialzo sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia, erano circa la metà, perché mi pare circa 700 in Veneto rispetto ai 1200-1700 anzi delle ultime giornate. Sono con voi sempre, questa sera alle 21 sarò in diretta con voi. Brava Anna Maria, bravissima, ci vediamo su Antena 3 21:15. Suggerimento: il Veneto settimana prossima sarà ancora giallo o arancione? Ecco Simone, questo è un bel tema. Più che altro chiediamo magari ai nostri telespettatori se è bene che sia giallo o arancione, visto un po' quello che sta succedendo. Cioè, speriamo in 20 giorni di uscirne, perché non ne possiamo davvero più. Il Corriere titola dose unica, così la campagna, e quindi spiega come inizia questa campagna di vaccinazione. Adesso ne discuteremo insieme. Repubblica meravigliosa, Covid, abusi per miliardi, e parla di tutte le inchieste che in questo anno sono partite, a cominciare, guarda caso, cita più volte e comincia dalla Lombardia, dimenticandosi cosa c'è, l'acquisto dei camici, delle mascherine, i tentativi online, tutte le truffe, i Covid hospital che dovevano aprirsi non si sono aperti, cita un po' tutto, ma cosa si dimentica, o meglio chi si dimentica, è davvero interessante: l'uomo che viene adesso ridimensionato, e chi ci chiedeva un poco fa qualcuno, cioè il fatto che Arcuri abbia degli acquisti ovviamente sui quali si sta facendo luce, e ci siano delle inchieste che coinvolgono altre persone che sono state interdette, non Arcuri, diciamo, no? Ma non viene citato in questo articolo. Bellissimo, interessantissimo. Sabri, le immagini dei navigli pieni di gente mi ricordano il Titanic, ballano, suonano, cantano e intanto la nave affonda. Quella cosa di Milano è pazzesca, perché ovviamente è una incoscienza assoluta di questi giovani in un momento di forti difficoltà, in cui sappiamo molto bene che
che sono proprio i giovani magari a soffrirne meno ma a portare in giro il virus, è chiaro che una provocazione come quella ha fatto arrabbiare tantissimi. Buongiorno, anche Gorizia negli ultimi giorni, grazie a queste belle giornate tutti in giro a godersi un po' di vita in maniera tranquilla e serena. E Vittorio, ne abbiamo bisogno, cioè la pelle non so che colore è ormai, se non prendiamo un po' di sole, un po' di aria al di là del lavoro, del tragitto lavoro-casa, io non so veramente che fine facciamo. Crea anticorpi anche vedere un po' di luce, no? Dunque stasera, Ring, l'ho detto, che cosa faremo stasera? Cominceremo con Domenico Crisarà, che è il vicepresidente della FIMG nazionale, cioè dei medici, dell'associazione dei medici, il sindacato, che ieri su Repubblica ha attaccato Zaia dicendo: qui non ci chiamano, inutile che dite che dobbiamo salvare noi, fare tutti i vaccini noi quando le regioni non ci coinvolgono, dice Crisarà. Il vertice però è oggi ed era fissato da tempo, ne parlerà credo tra poco Zaia in diretta, comunque ne parleremo con Crisarà questa sera. Caro Crisarà, vuoi fare i vaccini a -80? Come li tieni tu? E dice: siamo riusciti con un collega a fare fino a 350 inoculazioni di vaccino anti-influenzale normale, quello che ha copertura al 50% per essere chiari, mentre qui parliamo di Sputnik al 91, Pfizer al 95, quell'altro al 94, ecco, il vaccino anti-influenzale normale ha copertura al 50% e non lo ricordiamo mai abbastanza. E cosa dice Crisarà? Noi siamo pronti, però non ci coinvolgono le regioni. Abbiamo fatto l'accordo che è ancora quello vecchio di 6 euro a vaccino, non abbiamo problemi, non è una questione di denaro, dice Crisarà. Però siamo pronti e non siamo coinvolti nella campagna di vaccinazione, quella che ancora deve cominciare perché l'abbiamo capito molto bene, ma insomma questa sera ne parleremo con lui perché un paio di domande su questo ce l'abbiamo. Venezia, vero Paolo? Anche Venezia era piena, 31.000 persone, mi ero segnato il dato ieri a Venezia, sì, e poi i trasporti, ma adesso ci arrivo, ve lo dico subito. Secondo me dovremmo chiudere in zona rossa per un mese, nel frattempo ci vacciniamo tutti, il governo dovrebbe stanziare dei soldi per le aziende, poi si riapre magari, Matteo, ma il problema è che mancano comunque i vaccini per il prossimo mese. Ad aprile arriverà forse, dopo l'ok Johnson Johnson, 64 milioni di dosi, ma quanto tempo ci vuole ancora? I due genitori che chiamano i carabinieri o Officina perché non trovano la casa dove la figlia è una festa abusiva, imbecilli. Gabriele, lo so, ho visto, oggi lo raccontiamo al telegiornale, lo vedrete a pranzo su Tele4 alle 13:20. Il risparmio privato italiano supera il PIL, occhio alla sorpresa futura, cioè tu hai paura che ci tolgano i soldi al conto corrente con una percentuale, mi auguro e voglio credere di no. Oggi sui giornali dicono che ma era scontato, chi scrive il recovery plan, quel piano meraviglioso che per alcuni andava bene nella prima versione, secondo Italia Viva era stato migliorato nella seconda versione, il risultato è una ciofeca e quindi arriva uno capace che se lo scrive da solo, dicono i giornali oggi, Repubblica mi pare, cioè il recovery se lo scrive Draghi, quindi arrivano soldi e speriamo che appunto a noi non li tolgano, non vedo questo orizzonte, me lo auguro, non sono d'accordo, smettiamola di demonizzare questi ragazzi, se reagiscono così anche nostra, smettiamola di prenderci in giro. Sì, ma Pasqualina, però una festa diciamo abusiva con tanto di DJ, migliaia di ragazzi, poi finisce in rissa, bottigliate, io non credo che sia il ritorno alla normalità. È vero che siamo molto preoccupati, ne abbiamo parlato più volte con lo psicologo, anche con lo psichiatra a Ring giovedì scorso su Tele4, aumentano di una percentuale di 400 persone quelle che sono state curate lo scorso anno ed è una percentuale pazzesca, oltre il 10% di persone che hanno avuto necessità di cure psichiatriche nell'anno appena chiuso e questo è solo il caso Trieste. Va bene, veniamo ai giornali, quindi colpa dei trasporti perché ieri alla fin fine con queste 31.000 persone che si sono riversate a Venezia, con le altre che erano nelle città d'arte, in montagna eccetera, al momento della chiusura dei locali alle 18 ovviamente si sono riversate tutte verso i mezzi di trasporto che non erano all'altezza, cioè non erano in un numero sufficiente per prevedere che nel weekend magari qualcuno sarebbe andato in più in giro con questo sole e quindi erano tutti accalcati, ammassati. Questa è la critica che viene mossa ovviamente in queste ore, giusta, sacrosanta, perché se poi non ci sono i mezzi di trasporto, queste persone che era normale e prevedibile si sarebbero godute un raggio di sole e una passeggiata di finta normalità con la mascherina e le distanze, ovviamente poi si sono trovate tutte ammassate. Dovevano esserci quindi più mezzi perché la gente non ne può più. Cosa dicono qua Antonella? Ungheria, Repubblica Ceca, ha bypassato l'Europa per avere il vaccino russo, questo è il tentativo, sì, questo l'ho già letto di Pasqualina. Ciao Sergio, ben trovato anche a te.
te. Dunque, Gabrielli avrebbe, quindi l'ex capo della polizia, oggi responsabile servizi segreti per Palazzo Chigi, della sicurezza nazionale, eccetera, sarebbe l'uomo che insieme a Curcio, nuovo capo della protezione civile, guida la macchina della vaccinazione fondamentale, con l'obiettivo di 600.000 dosi al giorno, e quindi oltre ad aver dato di fatto l'ok ormai all'unica dose per chi è già stato colpito dal Covid, anche se c'è una previsione, lo dice oggi Remuzzi, non mi ricordo se su Corriere della Repubblica, attenzione perché qui per noi durano 6 mesi gli anticorpi, pare, di chi è stato colpito dal Covid. Noi dobbiamo considerare anche questo, ma i vaccini per quanto tempo ci immunizzano? E tutt'oggi ovviamente non abbiamo una risposta a questa domanda. Lui dice riterrei più o meno lo stesso periodo, cioè 6 mesi, come gli anticorpi di chi lo ha avuto, questo Covid. E allora dice almeno allunghiamo la seconda dose a 3 mesi, la metà di questo tempo, per essere sicuri. Vaccino rosso, apero il Campari, momenti straordinari. Va bene, Spallanzani intanto dice che lo Sputnik dopo una loro indagine funziona oltre il 90%. E pensano Draghi invece e Macron di fare un patto per l'Europa ed essere loro due, dopo Merkel, e quindi a guidare, diciamo, i paesi dell'Europa. Ma sulla dose unica, quindi anche sulle soluzioni per le vaccinazioni, arrivare a fare le cifre che sostanzialmente l'Inghilterra fa da settimane, perché è settimane che arriva fino a 600.000 inoculazioni al giorno. Cosa dice Sergio? Caos totale, non ci resta che toccarci le palle. Quello è sempre un buon valore apotropaico. Da dose unica, vi dicevo, intanto resta l'idea di farla comunque con precedenza a chi ha per età, quindi chi ha un'età maggiore fa comunque la dose unica per primo, perché si diceva se arriveremo a fare una dose unica per tutti, non solo per chi ha avuto il Covid, è meglio che si faccia a tappeto, al di là dell'età, quindi non importa, è tutto più velocemente possibile. Invece resta l'idea di tutelare comunque l'età, e lo dice venuta bene anche Remuzzi oggi, perché se noi vacciniamo gli ultra ottantenni, devo lasciarvi ragazzi perché è già pronta l'intervista, gli ultra ottantenni cala dell'80% i ricoveri anche con AstraZeneca. Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e quindi ieri alla super riunione si presenta Grillo con il casco, fantastico perché devono andare lontano, l'abbiamo detto, evidentemente fino a Marte, si presenta con questo casco da astronauta e varrebbe Conte un più 8% nei sondaggi. Però cosa dice lui? Attenzione, il primo dato è: io non è che posso subire, diciamo, il passaggio della mia leadership attraverso un voto, però registro un altro aspetto, che francamente il voto su Rousseau, che aveva detto del Movimento 5 Stelle facciamo il direttorio, che fine fa? Anche questo voto non vale più nulla, perché tanto a guidare il Movimento 5 Stelle è Conte, lo hanno deciso ieri. Si apra che aprono le regioni, siamo stufi. Alessandro, ma se la copertura dura 6 mesi, cosa facciamo? Ci vacciniamo a vita con per questa buffonata? Dice, bisogna rivaccinarsi, questo è un dato che non abbiamo detto qui più volte, ma che non ci raccontano. Bisogna tutelare i malati oncologici, sono d'accordo, i disabili, tutto quello che sappiamo. Devo lasciarvi, ma solo per dirvi due cose. Dell'inchiesta vi ho detto, con i 2 miliardi di affari che sono opachi, ricorda Repubblica, ma questa sera parleremo del caso Lega. Ve lo dico, avremo per la prima volta, parla il commissario Alberto Stefani, quindi non ha mai parlato in questi giorni, è bersagliato da tutti. Tony Darè, ex commissario della Lega in Veneto, diciamo il segretario nazionale, oggi europarlamentare, dice abbiamo pagato l'inesperienza del nostro giovane commissario. È per quello che la Lega non ha altri ruoli se non un ministro, per carità, ma la disabilità senza portafoglio, dal potere comunque evidentemente limitato, quindi la Lega in questo governo, che cos'ha la Lega del Veneto? Un ministro che è la disabilità, Erika Stefani, nessun sottosegretario del Veneto, oggettivamente è un caso. Parleremo di questo come del PD, perché voglio capire come mai anche il PD non ha nessuno in questo governo di rappresentante del Veneto e perde 3 sottosegretari. Uno di questi è quello che ho intervisto adesso, voglio sentire davvero che cosa dice. Ci vediamo stasera alle 21:15 sul sito ferdinandovarino.it. Ciao!